della politica perché me l'avete detto voi. I cittadini mi hanno detto la prima cosa che devi fare è questa. Mi chieda una cosa che io devo fare per il suo settore. La tutela dell'ambiente, i torrenti, che piove 2 giorni siamo messi male. E dopo se ci fa aumentare anche il latte meglio ancora. Il costo del latte in stalla, vero? Andremo a finanziare il 33% a fondo perduto per quegli imprenditori, anche agricoli, che vogliono per esempio migliorare a livello ecocompatibile. Qui dobbiamo portare famiglie giovani a prezzi ridotti. Oggi portare in vacanza 3-4 giorni una famiglia di 4 persone è un lusso, un privilegio vero. Noi risparmiamo in 5 anni 59 milioni di euro. Ci mettiamo intorno a un tavolo e diciamo insieme agli agricoltori, insieme a chi per esempio fa turismo, quanto serve affinché chi rimane qua può occuparsi del territorio. Allora io ti faccio 2 promesse. Voi avrete in giunta un assessore di Belluno. 2, voi avrete finanziata la legge 25 sulla specialità. Speriamo. Grazie, sai, arrivederci, grazie mille. È o no l'occupazione la priorità? È o no l'occupazione l'emergenza? Abbiamo dato risposte prima all'occupazione. Chiedo anche quanti politici avete visto candidati alla presidenza della regione venire qua? Cioè la peculiarità, la vicinanza, l'ascolto, i bar. Perché Luca Zaia ha riempito di manifesti tutto il Veneto? Chi paga e quanto costa? Io voglio sapere oggi qual è il link del sito dove ci sono le spese che Luca Zaia sta affrontando per la campagna elettorale, perché le mie ci sono, quelle di Luca Zaia non si trovano. Grazie. Bravissima. Le lascio una cartolina. Una strategia unitaria con regione, governo, Europa. C'è una politica che torna sul territorio. Arrivederci, vigile. Tanto scherzo, sai, perché arrivo a fine giornata che sono cotta. Molto per cambiare, pertanto speriamo che sia La volta buona. la volta buona. Ma vi pare possibile che i veneti paghino 11.200.000 euro l'anno per i vitalizi? Non I veneti, cioè spendiamo di più per gli ex consiglieri regionali che per quelli attuali. Quando a 65 anni la Moretti prenderà la pensione, la prenderà sulla base di quanto ha versato a titolo di contributi. Io voglio equiparare il sistema previdenziale di chi fa politica al sistema previdenziale che vale per tutti i cittadini.